avvicinava lo Santo Natale e torna in casa a passarlo lo vuole, perché credeva giusto e naturale della famiglia avere le console, come quando era ancora un cittadino senza di un goddo di malo destino. Lo cuore ce l'aveva ancora chino, di la dolcezza d'un tempo lontano, quando l'amore s'occhiava vicino, l'amore spenserato e giocolano, e rivedeva l'occhio luminosi di Mariannina solo occhi amorosi. Se ricordavo quando più carosi nonno l'avvicinavo tremando quasi e ci disse parole affettuosi che dell'amore foro prime basi, ed idda russa in faccia a fronte sedda la mano ci sentiva scappava la bedda, in cuore si sentia tante cotedda a dei ricordi che venivano a fudda per disturbare le sacire fedda e farci satare la medudda. Cosa pensavo se in casa mia posso trovare la bella Maria, e fabbricava con la fantasia l'incontro fatto d'affetto e con gioia, l'incontro più amoroso che ci sia, senza pensare allo destino boia che lo teneva vinto la galera per i delitti che aveva fatto a schera. Ma per Torino scanto non ce n'era, non conoscevano so che la paura, e dice se l'uomo della maniera di ir a Montelepra da ora alla vigilia di Natale appunto, per godersi la festa appena iondo. Ma non ci rinescivo tutto lo conto per quanto fosse attivo e stasse attento, perché la polizia in forma aveva assunto e tu sapeva lo sentimento, sapeva l'amore che nutriva in petto e per la casa sua tutto l'affetto. Lo colonnello disse: caro aspetto, che per Natale scende lo pecciotto, ne sogno sicurezza me scommetto, che me lo mangio meglio d'un mescotto, torrete fatte dentro le montagne, scende un paese assieme alle compagne, e allora s'abbruciarono le castagne, perché la polizia ci mise impegni, e fu una notte d'arresto e di Spagna, di scaramucci, di scaccici angegni, non poterono scappare le briganti, e vennero arrestate tutte quanti. Scappavo solo Giuliano, un d'addestanti, che fu più fortunato veramente, ma fu pigliato d'un reggiacante che lo soccorre sconvolge un tenente. Ci passa veramente troppo male, d'un cheto della notte di Natale, e peggio dello ceporo invernale. Venita pensa alla venita vuole, scappa e sta apposta a taglio lo statale, armato di lumice e due pistole, aspettano l'amici prigionieri, accompagnati dei carabinieri. Già progettata via dallo pensieri, all'autocarro subito sparare, con la speranza che le cartucciere potesse prestamente sbarazzare e liberare da così sparando le sue compagne che attaccate stanno. Sparavano fatti e fece sangue e danno, un carabiniere cascavo moribondo, non si figurava tale inganno, non tu gridi
sta sorpresa attorno, ma la sorpresa durava poco poco e scatenava un fetto fuoco. E che successe l'inverno, le carabinieri sparavano ta 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 pum pum, Giuliano è più potente ancora, ta 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 pum pum pum, suonava la campagna andando loco, alla maschettaria faceva l'eco, poi quando tu rifece lo sa sfogo, smettevo la lotta chiana, vote svego, solo sole dalla montagna cara, da quelle so caverne lo repara. Era contenti di tu spara perché le sue compagne in da che dura sapevano che tu si prepara per liberarle dalla sua cattura e non era affatto abbandonati essendo Giuliana libertati. De fatti poche giorni sono passati di Natale e già le mie pezzuti ci arrivano di gente calzarati per sirrare le sbarre mote e prima che scorrava la settimana libero ognuno alla montagna chiana e con la libertà costa giugana ogni banditore che ho fortuna perché della ricchezza paesana cucini la sauda ogni persona, costrizione reca terra bene, denaro non s'accava senza fine. Qua via le casce forti beddichini, le ricche della guerra, le baroni e tanti benestanti cittadini furono spogliati delle milioni, mentre Turiddu fa lo generoso con lo popolo vascio e bisognoso, dava denaro e con lo pugno chioso, acconcontrava debole e indifiso, dava l'aiuto socco fermo fuso, a difendere lo povero affiso e con giustizia a Turiddu domandava, giustizia a modo so menessava, la fama so che stava e chiocchionava, la stampa di Giuliano già scriveva e Riddu a tale scritto si preava, per chi nome importante si credeva, specie quando leggi una rivista che era cercato delle giornalista, ma mentre tanta gloria conquista non dormi la giustizia, non fa sosta, e a Giuliano non perde di vista, che la sua attività cara ci costa, perciò stanno in arrivi di spionaggio, attorno di dentalo so passaggio. Ma tu sempre a letto attivo e saggio, senti che attorno a Riddu c'è un maniggio e lo sospetto viene adagio adagio dentro lo cuore sa fare un passaggio, senti dall'aria che c'è trattamento ed apro l'occhio chiuso e chiuso sta attento, c'era nella sua banda a quel momento un picciottello appena iondo che dichiarava d'essere contento di fare lo brigante giusto a fondo e a fu propriamente sopra Riddu che lo sospetto cascavo di Turiddu. Lo fece sosvegliare mentre Riddu credeva non lo guardasse proprio a nudo, ma siccome era ancora piccerito, correndo ci seccava lo pedecodo, che una nottata dura di sattia, me l'ha accorgiuto che mi fai la spia, no, non è vero Vergine Maria. Non sogno certo, manco boia. Io ti dico
così meglio per te. Se tu non avessi nato figlio gioia, ditti se tu lo sai, le dobre raccomane da Dio delle sincere. E lo regolava a merareri verso lo muro che era di furore, non mi ammazzare, tu non so veri. Lì da sospette parola d'onore, ma Giuliano là di ya lo pecciato morto stenne chiaro. Poi sopra del tuo corpo ce l'assavo, voglio di carta scritta e segnivo, e andato foglia all'apice segnavo. Quattro parole che tottate riu. Giuliana così in ogni momento li spibunisce d'ogni tradimento.